Ieri come oggi questo documentario racconta quelle che sono le problematiche legate alla conciliazione lavoro-famiglia. È un tour d'Italia, da Belluno a Napoli, dove si vogliono raccontare quelli che sono i progetti propositivi, ma anche quelle che sono le problematiche legate oggi alla conciliazione lavoro-famiglia. E in particolare emerge sicuramente il tema della cura, ovvero della condivisione della cura di genitori anziani e figli con i padri. Mancano servizi e questo è un problema a livello nazionale, mancano dei servizi plasmati su reali bisogni, ad esempio l'asilo che chiude alle 4 del pomeriggio e poi al quale bisogna aggiungere una tata, per esempio, non è un servizio che può aiutare la mamma lavoratrice, o l'asilo chiuso il sabato, lavorando oggi su turni. Effettivamente abbiamo bisogno di tutt'altro tipo di servizi. Alessia vuole dimostrarci come è possibile sconfiggere l'idea che lo stereotipo della parità di genere sia declinabile soltanto al femminile. Cioè lo stereotipo sulla parità di genere non è solo affare di donne, per cui occorre in qualche modo allargare l'orizzonte perché anche l'altra metà del cielo possa veramente condividere quello che è una battaglia, o meglio un impegno di civiltà anche oggi ormai nel terzo millennio. Credo che il margine di intervento sia enorme. Quello che ci deve essere è la volontà univoca politica di tutte le istituzioni, perché questa è una battaglia che non ha colore, di voler finalmente sanare quello che è il divario enorme tra vita femminile e vita maschile all'interno della vita lavorativa, professionale, familiare e quant'altro. Cominciare per esempio a promuovere lo smart working, ad allungare i tempi degli asili nido, delle scuole materne, a incentivare le aziende che si mettessero insieme per aprire dei nidi aziendali, consortili. Non ci vuole tantissimo, basta avere chiaro l'obiettivo. C'è un dato confortante, le donne cominciano a ricoprire anche ruoli più importanti, il 5,2% rispetto a 2 anni fa di donne rivestono ruoli di dirigenza. È per noi una grande soddisfazione, significa che alcuni servizi cominciano a funzionare e che le donne puntano in alto, quindi più autostima, più voglia di arrivare in una famiglia dove comunque bisogna lavorare in due e quindi fare i conti con una realtà nuova.